Sana Sanità, 30 minuti con la dottoressa Paola Tognetti, direttrice della medicina fisica e riabilitazione dell'ASL 4. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Oggi c'è sempre più richiesta di fisioterapia e di riabilitazione, però vorrei che mi dicesse un po' la differenza, perché i termini di fisioterapista e fisiatra vengono confusi. Mi dica un po' la differenza tra fisioterapista e fisiatra. Beh, il fisiatra è il medico che si specializza in fisiatria. Il fisioterapista invece non è un medico, è un operatore sanitario che si occupa di fisioterapia. Quindi il medico è una quello laurea diversa. che fa le diagnosi, Sì. che cura, che dà i farmaci, insomma, progetto. Ma il fisioterapista è quello che esegue, quello che il progetto, com'è? Esegue non è una parola che piace ai fisioterapisti no. E non rispecchia assolutamente quello che fanno. Il fisioterapista è chiaramente quello che interpreta, ma ha un'indipendenza di lavoro importante. Allora bisogna stare attenti come si parla. Assolutamente, il fisioterapista a volte viene a dire a noi, ci aiuta nel percorso e nel progetto. È un confronto continuo, è un lavoro dove ognuno mette le proprie competenze. Bene. E quindi interpreta e mette in pratica quello che poi manualmente si adopera per la riabilitazione. Sì. La riabilitazione ortopedica è quella più diffusa. Cosa si fa di riabilitazione ortopedica nell'ASL 4? Di riabilitazione ortopedica ci occupiamo di pazienti con fratture, pazienti con interventi in elezione, di protesica, in artroscopia, e quindi ci occupiamo di ripotenziare la parte muscolare e recuperare l'articolarità, e in certi casi appunto di rimettere il paziente in piedi. Ecco, E quindi tutti gli interventi necessitano di riabilitazione? Purtroppo sì. Sì. E senta, il carico è tanto. E quelle fratture di femore per cui c'è questa nuova tecnica di interventi immediati entro 48 ore mi pare, operare subito, sì. Però bisogna, se poi non si può fare la riabilitazione subito, come vi comportate? Beh, subito comunque qualcosa si fa. Nel senso che anche se il paziente non ha il carico, il trattamento viene fatto, la mobilizzazione passiva, il trattamento a letto, qualche cosa si fa sempre, sì, proprio per evitare le complicanze che sono danni importanti. Ecco, il paziente allettato al giorno d'oggi ci sta veramente pochissimo. Ecco, quindi potenziamo l'arto controlaterale. Bisogna stimolarlo in qualche modo, questo magari per il femore, ma per esempio ora ci sono tante fratture di vertebre, cadute, come si dice, slittamento di vertebre. Cosa si fa? C'è una fisioterapia, c'è una riabilitazione lì o che... Lì bisogna indossare dei bustini di protezione, cercare di mantenere questi segmenti ossei immobili, però si può lavorare su tutto il resto dell'organismo, quindi si può lavorare appunto sugli arti, sulle gambe, sulle braccia, paziente coricato, seduto. Fermo restando questi blocchi che chiaramente però con tutori, con busti si riesce a immobilizzare il paziente. Quindi questa riabilitazione mi diceva che è rivolta ai muscoli, alle ossa e anche alle ossa. Articolazioni, legamenti, certo, bisogna recuperare i gradi di mobilità. Certo, è un tutt'uno. Perché i muscoli sono quelli che tengono insieme lo scheletro, no? Sì. Ci sono anche terapie fisiche come l'elettrostimolazione, per esempio, che se il paziente comunque ha un arto che deve tenere immobile, si va a stimolare comunque l'attività muscolare e si recupera un po' di trofismo. Ci sono delle scuole di pensiero, alcuni dicono che servono, altri dicono che non servono. Sì, però quando abbiamo solo pochi mezzi, in questo caso... Allora si provano anche quelle, mi diceva. Certo. Il sole e la riabilitazione. È importante il sole? Il sole è importante per la vitamina D essenzialmente, perché si riesca a fissarla, a utilizzarla. Ecco.
Poi la riabilitazione all'aperto la facciamo in certi casi. Perché so che c'era il terrazzo, sì, ci andate sempre sul terrazzo? Ci andiamo sempre sul terrazzo. Sì, sì, la direttrice ci ha un po' sgridato perché è molto attenta a tutto, però il nostro terrazzo è in sicurezza, poi il paziente esce con l'operatore. Poi dove andremo probabilmente nel prossimo futuro a Sestri con le ristrutturazioni avremo un grande terrazzo verandato che ci servirà per fare la riabilitazione in esterno. Perché all'aria aperta credo che si faccia. Sì. Ma sì, la riabilitazione si occupa anche degli aspetti psicologici certo. e anche del recupero, del ritorno al domicilio, quindi anche l'ambiente esterno è importante per il paziente. Non per tutti il terrazzo era. Non per tutti. Sì. Senta, nutrizione e riabilitazione. La nutrizione è importantissima, tant'è vero che il paziente quando arriva in riabilitazione neurologica viene sempre visto dalla logopedista per vedere se ha dei gradi di disfagia o meno, però per noi è importante... Gradi di disfagia che cosa sono? Disfagie sono difficoltà nella deglutizione, ecco. Quindi andiamo a valutare che tipo di dieta dare, però lo stato di nutrizione è importantissimo per il recupero funzionale. Se il paziente è malnutrito dobbiamo tanto nutrirlo e poi cominciare a lavorare. Quindi... Perché non c'è carburante. Esatto, sì, non c'è substrato. E una volta quindi... invece non si mangiava e come si fa a La riabilitazione è una specialità che considera il paziente veramente nella sua interezza, quindi anche lo stato di nutrizione per noi è importantissimo. Equilibrio e cadute nell'anziano. L'equilibrio è una delle prime cose che si perde con l'età avanzata. L'equilibrio è un segno di invecchiamento, quindi è importantissimo riabilitarlo l'equilibrio, fare esercizi per l'equilibrio anche nelle persone sane, cioè dai 50 anni in poi fare esercizi proprio per mantenerlo l'equilibrio. La prevenzione delle cadute è una delle sfide più importanti, direi, per noi, ma anche per la sanità in generale, perché ci si lavora veramente tantissimo e ci lavoreremo sempre di più. Io le dico i miei esercizi dell'equilibrio, vediamo se sono corretti o meno. Io quando vado per la strada cerco i marciapiedi con le mattonelle e cerco di mantenere sempre i piedi sulla stessa mattonella. Certo. E questo a me dà sicurezza, sì. perché... Sì, perché si tende ad allargare la base d'appoggio. Esattamente, in realtà, e quindi rimaniamo lì. Se si riesce a mantenerla, ecco. Sì. Finché ci riesce fa benissimo perché si allena. Quando mi metto i pantaloni me li metto in piedi, non mi siedo. Quello non va tanto bene. Non va tanto bene? No, è un rischio grosso, ecco. Quello non lo farei come esercizio per l'equilibrio. Io lo faccio per mantenere... sì, però se per caso va male e una volta lo perde l'equilibrio... Ma mi metto vicino al letto, che se per caso... Piuttosto è meglio stare alternativamente su una gamba o sull'altra, ma senza avere il pantalone che poi impedisce ecco. che uno allarghi la base d'appoggio. Lo stesso col pigiama faccio la stessa cosa. No, questo glielo devo bocciare. Senta, mal di schiena e riabilitazione. Il mal di schiena è la prima causa di perdita, di assenza dal lavoro in Italia. È vero, una causa Ci racconti un po' questo mal di schiena? Sul mal di schiena stiamo facendo un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale, i famosi PDTA, proprio perché c'è un accesso per lombalgia in pronto soccorso veramente eccessivo. E quindi cerchiamo di mettere le varie competenze per produrre appunto questo percorso e cercare di fare in modo che il paziente con lombalgia, invece che andare in pronto soccorso, magari vada dal medico curante, provi una terapia e comunque non è la fisioterapia quello che salva dal mal di schiena. Il mal di schiena è una patologia che quando si instaura poi tende a cronicizzarsi, per cui ci vuole un esercizio continuativo, quotidiano. L'attività fisica adattata in questo senso ci dà una grossa mano, perché il paziente deve abituarsi, imparare a fare attività quotidianamente. Cioè, anche se ha dolore. Anche se ha dolore, naturalmente non nella fase di acuzie, però il riposo assoluto è sempre controindicato. Per prevenire poi il mal di schiena bisogna comunque continuare a fare attività fisica. Non ha senso fare il ciclo di sedute di fisioterapia, 10 sedute non sono risolutive, possono lì per lì aiutare a ridurre il dolore, ma se poi non si continua in maniera
veramente perseverante, la lombalgia ritorna. Poi ci sono tantissime cause di lombalgia, anche psicologiche, ci sono tante componenti che vanno proprio a focalizzarsi. Ma qui c'è una grande confusione, tutti trattano il mal di schiena, ma il percorso giusto, lei me l'ha detto, che bisogna alla lunga, non c'è la scorciatoia. Non c'è la scorciatoia, in questo direi. mal di schiena, Bisogna per guarire il mal di lavorarci schiena. sempre, bisogna pensare che la terapia deve essere veramente fatta, non si può neanche chiamare terapia, chiamiamolo stile di vita, Sì. cioè l'attività fisica Sì. previene mal di schiena, funziona, ecco, E quanti mal di schiena ci sono? Tanti lombalgie, ecco, però insomma dipende, ci sono anche delle lombalgie sintomatiche di un qualche cosa che ci può essere sotto, ecco, quindi bisogna stare attenti. Senta, la riabilitazione neurologica, che cos'è? La riabilitazione neurologica è la riabilitazione che si fa nei pazienti che hanno avuto patologie neurologiche, che possono essere acute, ma possono essere anche patologie croniche degenerative. Come fisiatria ci occupiamo anche di malati neurologici cronici, come malattia di Parkinson, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica. Questi sono pazienti che vanno tenuti in carico molto di più rispetto, sì, in maniera direi ma continuativa. poi bisogna aciclicamente riprenderli. Sì, E voi avete un registro di... perché poi la difficoltà è rientrare di nuovo nel circuito. Sì, no, ma li teniamo in carico. Insieme alla neurologia abbiamo dei percorsi... Per queste cose... Questi pazienti hanno necessità veramente di, anche loro, soprattutto malattia di Parkinson, sclerosi multipla, hanno bisogno di fare terapia fisica anche da soli, riabilitazione anche da soli, non possiamo sempre tenerli in carico, cerchiamo di insegnare esercizi che poi loro in maniera proprio continuativa, quotidiana, devono continuare a fare a casa, però hanno necessità ogni 6 mesi anche, o una volta all'anno di essere sottoposti invece proprio a fisioterapia. Ecco, questi sono anche fisioterapia mentale, questi pazienti hanno molto bisogno di assistenza, di sostegno. Sì, certo, anche l'aspetto cognitivo. Perché sono malattie complesse, le malattie complesse richiedono interventi complessi, quindi certo. Anche qui ci vogliono tante figure professionali. Ma sì, su questo ci stiamo lavorando, anche grazie a voi che ci aiutate. Abbiamo dei progetti anche di teleriabilitazione cognitiva, ci stiamo dedicando in particolare alla malattia di Parkinson, che sia a livello così nazionale, ministeriale, che a livello regionale è un po' adesso in esame. Stiamo anche qui producendo un percorso, un PDTA sulla malattia di Parkinson, che è presa un po' come paradigma delle malattie neurologiche croniche degenerative, e abbiamo dei progetti su questa patologia, tra cui appunto anche quello della teleriabilitazione cognitiva. E quindi sono progetti che sviluppate insieme ai neurologi? Insieme ai neurologi, col neuropsicologo, direi che è un passo verso nel futuro, ecco, perché la teleriabilitazione sarà poi per il futuro una grossa potenzialità per noi, anche per il paziente, perché anche per il paziente doversi muovere da casa e venire in ospedale è un disagio per il paziente e per i familiari. Quando noi saremo in grado, questo sul cognitivo si può fare, basta che il paziente abbia un computer a casa e da remoto noi possiamo andare a vedere. Bracciale è una riabilitazione motoria, certo, e invece quella cognitiva si fa col computer seduto alla scrivania, si fanno i giochini, anche i giochi appunto sono un altro modo per attirare un po' l'attenzione del paziente. I giochi in che senso? I videogiochi, i gaming, come si dice. Sì? Sì, perché il paziente, facendolo tra virgolette giocare, deve andare a raggiungere degli oggetti, deve andare a sistemare, che so, il mazzo di fiori dentro il vaso, deve fare tutte queste attività e quindi in parte divertendosi, in parte fa anche delle cose utili che servono per il recupero. È più facile recuperare. Le racconto un fatto. C'è un signore, e non ho paura di svelare niente perché me l'ha raccontata e lo racconta a tutti, un signore che è paraplegico ed era in Africa a lavorare, è rimasto nella miniera, è crollata la volta, è rimasto con le gambe sotto ed è rimasto paraplegico.
Dice, io sono stato fortunato perché dalla Rhodesia dove ero mi hanno portato in Sudafrica e mi hanno portato in un ospedale di delinquenti che allora li credevo che fossero delinquenti, ora dico che erano dei galantuomini, erano delle persone col cuore duro, ma io tutto quello che faccio, e questo va in macchina, fa tutto quello che c'è da fare, dice, ma mi facevano tribolare, mi facevano gattonare per terra. Poi mi mettevano l'acqua da bere, che c'era una sede tremenda, me la mettevano 1 metro, io arrivavo là, quasi la prendevo, esatto, e me lo spostavano in avanti. Certo. Io li ho maledetti in quei momenti lì. Questo è un metodo di riabilitazione che si chiama task oriented, cioè noi diamo un compito al paziente da fare, è più facile dire raggiungi l'acqua che non dire allunga il braccio verso l'alto, no, Ma lo stesso col mangiare, dice, si dà una motivazione, io li ho maledetti. Noi non li assetiamo e non li affamiamo, però una motivazione effettivamente mette in moto più meccanismi, il recupero avviene più facilmente. Che erano così duri, così col cuore duro, vabbè. Dunque le apparecchiature sono le stesse della riabilitazione ortopedica, insomma le apparecchiature sono sempre le stesse, sì. Non ci sono apparecchiature speciali. A parte la robotica, ecco, per la neuroriabilitazione abbiamo i robot per le arti superiori e arti inferiori, per il cammino c'è una robotica. Le strategie per una buona riabilitazione. Le strategie sono intanto da parte nostra una valutazione globale della persona, nella sua interezza, anche appunto gli aspetti cognitivi, psichici, la famiglia, cioè sfruttare la potenzialità del paziente. Forse la fisiatria è una di quelle branche, specialità mediche che anziché andare a valutare, valutiamo anche il deficit, ma diamo molta attenzione alle potenzialità residue, andiamo a vedere che cosa funziona e cerchiamo di utilizzare delle strategie per far potenziare quello che funziona e cercare di recuperare quello che non funziona più. Questa è una strategia giusta, è una strategia che viene. Quindi andate alla ricerca delle risorse del paziente, delle risorse della famiglia. Certo. La famiglia oggi è piccola e comincia a cedere, a mancare. Sì, al giorno d'oggi purtroppo le famiglie hanno anche dei problemi anche. Sì. Anche le famiglie non sono più le famiglie di una volta, quindi il paziente a volte non ha il supporto che per il passato invece aveva. Però la famiglia è una componente fondamentale per noi, quando c'è cambia la storia del paziente, che all'inizio magari è difficile confrontarsi con i familiari, noi facciamo sempre riunioni con i familiari. È importante. Per far Bisogna capire che vi facciate capire, perché tante volte i familiari non riescono a capire certe cose e ci sono certi medici che non si accorgono che il familiare non ha capito. Noi facciamo sempre Bisogna ripeterlo, non stancarsi di ripetere. Più volte durante il ricovero e cerchiamo appunto di far accettare anche la disabilità, perché all'inizio c'è una negazione e un rifiuto del fatto che il parente abbia dei deficit che è possibile che non regrediscano completamente, questo è difficilissimo da accettare. Quando riescono a poco ad adeguarsi a questo concetto e lavorano insieme a noi, allora il progetto funziona sicuramente meglio. La gestione del dolore in riabilitazione. Il dolore è importante gestirlo, in particolar modo nei reparti ortopedici dove c'è sempre il dolore, perché nei pazienti che siano fratturati, che siano operati, noi dobbiamo assolutamente gestirlo per poter lavorare sul paziente. A volte usiamo i farmaci, a volte altre strategie come il tepico, i cerotti che funzionano molto bene. E in neurologia anche c'è il dolore spesso nel malato emiplegico. Ma ci sono queste, cosa posso dire, questo abuso di farmaci, oggi le persone... Sì, non sopportano il dolore, cioè quindi questo sì è sbagliato, ma nel reparto di riabilitazione a volte il farmaco è indispensabile perché altrimenti il dolore ci blocca. E usate la cannabis anche? No. Non lo usate? Abitualmente noi no. Sì. Trattamenti ambulatoriali ci sono? Tantissimi. Come per l'ortopedica? Tantissimi, siamo veramente, è un po' un problema riuscire a soddisfare
le esigenze dei pazienti ambulatoriali. Abbiamo delle liste di attesa un po' abbondanti in questo periodo, però cerchiamo anche lì, lavoriamo per cercare di ridurle. Ecco. Sì, le liste d'attesa non si esauriranno mai, No. perché più è se senza fine se ne lavoro, offre, esatto. come il cane che si morde, quindi bisogna gestirle come sono, certamente. Come gestite l'ansia del paziente, l'ansia della famiglia? Perché ci sono delle famiglie ansiose, pare che ritardare magari di una settimana la riabilitazione sia un problema siano problemi grossi. Tranquillizzi un po' le persone, perché tutti assieme non potete farli, infatti. E quindi bisogna che valutare le priorità. Come fate? Ma abbiamo lavorato tanto su questo, abbiamo delle liste di attesa differenziate, anche noi lavoriamo come pronto soccorso, codici rossi, gialli, verdi, bianchi, e quindi i codici rossi per noi sono i pazienti che hanno avuto delle fratture, hanno avuto degli interventi chirurgici, hanno avuto un ictus, e questi chiaramente hanno una priorità, ci sono dei pazienti che hanno una loro lista preferenziale. E poi vengono i gialli, poi vengono i verdi. I bianchi cerchiamo di non inserirli in fisioterapia, ma di dirigerli verso l'attività fisica adattata, che poi appunto può essere la lombalgia, un codice bianco. Funziona benissimo. Funzionano. C'è l'autostrada, Piazza. Piazza, sì. Senta, facciamo un po' di ping pong, siamo quasi alla fine. Osteoporosi e riabilitazione. La riabilitazione è fondamentale per l'osteoporosi, anche lì, se non la riabilitazione vera e propria, perché su certi pazienti non si può agire in maniera troppo intensa, però agire sulla qualità di vita, sull'alimentazione, sulla mobilizzazione, su una vita sana, ecco, anche sulla prevenzione. E sulla prevenzione soprattutto, certo. Che la riabilitazione, prevenzione, cura, è tutto la riabilitazione. Agopuntura e riabilitazione. Lei ci crede nell'agopuntura? Sì, sicuramente. O che è scettica? No, non sono scettica, io sono sempre possibilista, perché comunque sono terapie che non sono le nostre tradizionali, però vengono da altre culture, ma non per questo non è detto che non funzionino, anzi ho visto degli ottimi risultati in alcuni casi con l'agopuntura sul dolore. Il paziente impaziente. Quasi tutti. Bisogna cercare di educare il paziente, educare nel senso buono del termine, ecco, cercare di far capire che noi stiamo dalla sua parte e che quindi ci deve lasciare il tempo di lavorare, che i tempi di recupero sono lunghi, quindi anche quello è un ruolo del fisiatra piuttosto... siamo sempre alle scorciatoie, il paziente vorrebbe trovare la scorciatoia. Però tutto è subito, ma è difficile. Ci vuole, soprattutto in riabilitazione, i tempi dell'organismo sono quelli. Sì, io sono stato uno di quelli che sono stato male una volta per troppa impazienza. L'attività fisica è una medicina? Sì, assolutamente sì. L'attività fisica è una medicina, è come, io lo dico sempre ai miei pazienti, è come prendere una compressa, tutti i giorni dovete fare una passeggiata. Ma chi ha dolore ha difficoltà a capire questo, bisogna metterlo nella testa. Alla lunga anche sul dolore è efficace l'attività fisica, perché comunque potenzia la muscolatura, migliora il sistema in generale, migliora la circolazione, anche il dolore va a migliorare alla lunga. Io combatto con mia moglie sempre il dolore e non vuol camminare, ma dico ma bisogna camminare anche se si ha dolore. Non bisogna andare a correre, non bisogna fare delle attività intense. Certo, bisogna fare quello che si può fare. Che cosa si intende per attività fisica? Attività fisica è tutto, attività fisica, possiamo andare dall'attività fisica appunto di bassa intensità fino ad arrivare all'attività invece di elevata intensità. Ogni persona ha la sua, ecco, bisogna individualizzare per ciascuno di noi in base alle proprie caratteristiche e alle patologie che ha e tutto qual è la propria attività fisica, ma comunque bisogna sempre costo zero, attività fisica, fisioterapia a costo zero. Fisioterapia a costo zero? Ci sono certi popoli che fanno attività, fanno ginnastica, noi invece siamo piuttosto pigri, no? Sì.
bisognerebbe stimolare incentivare. un po' di più questi percorsi. Assolutamente, ma poi ci sono anche tanti metodi. Io per esempio dico indosso un contapassi e anche ai pazienti lo consiglio. Adesso chiunque abbia uno smartphone, ce l'abbiamo tutti, ha delle applicazioni dove possiamo andare a verificare quanta attività fisica, quante camminate, quanti passi abbiamo fatto durante la giornata, quindi è a costo zero questo. Veramente camminare è a costo zero ed è una medicina per tutti e tutti lo possono fare. Ecco, camminare però quanto, come bisogna camminare? Ora, per esempio, una persona di una certa età, che cosa deve fare? Fa il giro della piazza e poi va a casa? Non è camminare poco. questo. No, almeno 30 minuti bisogna camminare 30 minuti... tutti i giorni, a un passo, non dico un passo veloce, neanche a un passo troppo lento, a una velocità media che 30 si riesca... minuti, anch'io ho il contapassi, e in 30 minuti si possono fare 2 chilometri. Sì. Sì, può andare bene. Da Chiavari a Lavagna. Se una persona di una certa età si fa 30 minuti di sarebbe camminata già tanto, tutti i giorni, è già tanto. Che fosse piano. E senta un po', e camminare su pavimenti sconnessi. Io quando porto mia moglie, qualche volta la porto di proposito dove c'è il ciottolato. Sì, aiuta un po' l'equilibrio, ecco. Sì, appunto, certo. È una lite continua. Aiuta la stabilità, perché bisogna continuamente adattarsi al pavimento, quindi ecco, questo anche faccio questo bene, può essere utile. a fare. Fa bene, certo che quello non si può fare per mezz'ora magari, una persona... ma io cerco e devo combattere perché... sì. È importante questo. La pillola per il mal di schiena. La pillola per il mal di schiena, se si può evitare, appunto, è meglio, ecco. Perché poi ci si abitua e è difficilissimo poi togliere la pillola per il mal di schiena. Il dolore in questo modo diventa poi cronico, conviene utilizzare altre strategie. Ecco, l'abuso di farmaci, l'abuso di antinfiammatori, spezzi un po' una lancia contro questi farmaci perché se ne consumano troppi. Sì, l'antinfiammatorio... I farmacisti mi dicono che ne vendono con un'infinità di effetti collaterali. E appunto, dica un po' i danni che possono portare. I danni di tutti i tipi, può portare danni gastrici, danni renali, danni epatici, gli antinfiammatori alla fine, e poi oltretutto l'organismo li richiede. Se lei ogni giorno prende l'antinfiammatorio poi diventa un atteggiamento poi costante, di continuità, che sicuramente fa danni. L'antinfiammatorio si può prendere per brevi periodi di tempo, a volte è necessario, però massimo 3-4 giorni, una settimana, poi però bisogna toglierlo, ecco, nella fase di acuzie, ma poi bisogna appunto mettere in atto queste altre strategie per combattere il dolore, ecco, non certo farmaci. Il futuro del suo reparto come sarà? Il futuro della riabilitazione? Speriamo in crescita, sembrerebbe appunto, dato che comunque il bisogno c'è ed è tanto, che riusciamo ad aumentare un po' il numero di posti letto e anche di prestazioni ambulatoriali. La richiesta è sempre in aumento. E poi comunque c'è una ricaduta positiva poi, anche economicamente, come dicevamo prima. Se il paziente è autonomo, il paziente torna a casa, se il paziente non è autonomo viene istituzionalizzato. E fare un passo avanti sulla riabilitazione neurologica, sulla riabilitazione cognitiva di peso, proprio cosa bisognerebbe fare, tipo, non so, quei reparti, quelle strutture che ci sono a Lecco, a Como. Sì, però ci manca magari ancora qualcosa come la realtà virtuale, però siamo comunque dotati di una ottima tecnologia per la neuroriabilitazione. Dobbiamo lavorare un po' di più sulla riabilitazione cognitiva che per adesso facciamo, perché anche quella è una componente fondamentale. Io lo dico sempre, se il paziente lo mettiamo in piedi, è in grado di camminare, ma invece che andare a fare la pipì nel bagno, mi scusi, la va a fare sul divano, non è così autonomo, quindi anche la parte cognitiva è molto importante nel recupero, e quello è un aspetto molto più complesso, e quindi lì c'è ancora tanto da fare per il futuro. Noi ci auguriamo che aumenti sempre di più, che cresca sempre di più, e le facciamo gli auguri di andare avanti e di progredire sempre di più. La ringraziamo, la ringrazio tanto.
ringrazio il nostro regista Alex Apollaro, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.